I will do my best, but I'll make you a promise. Se dovesse andare avanti l'addizionale su Venezia faremo di tutto per avere il volo di Londra qui a Treviso. All'indomani della decisione del TAR Veneto che ha respinto il ricorso sull'applicazione della tassa d'imbarco all'aeroporto Marco Polo presentato da Save e alcune compagnie aeree, tra cui Ryanair, l'amministratore delegato oggi a Treviso per festeggiare i 25 anni della compagnia Alcanova ha ribadito ancora una volta la contrarietà alla tassa di 2,50 € per i passeggeri in partenza da Venezia, facendo capire che se resterà il volo per Londra partirà da Treviso. The vast majority of people who go to Venice every day. Andare a aumentare il costo delle tasse significa andare a tassare anche tutti quei residenti che tutti i giorni prendono il volo da Venezia e che si vedranno tassati tutti i giorni. Quindi è un qualcosa che in qualche modo è disincentivante, è un qualcosa che chiaramente genererà danno per tutti. Quello che noi invece vogliamo continuare a fare è continuare a investire in Veneto, mettere nuove capacità, nuovi voli, nuovi aeromobili sia da Treviso che da Venezia. Per fare questo chiaramente noi siamo disponibili a farlo, abbiamo 309 macchine per farlo, abbiamo solo bisogno che le condizioni rimangano sempre le migliori. We need clarity on it. Look what we can do here together in partnership. Questa incertezza sulla tassa chiaramente rallenta i nostri piani, li mette un po' nel congelatore perché dobbiamo capire cosa succederà. E quando parliamo di questa extratassa sono 2,50 € su 6,50 € già esistenti, quindi un totale di 9 € da Venezia, e questo mette chiaramente la regione in una posizione di svantaggio perché diventa estremamente cara, diventa la più cara, e questo non va bene, questo è un qualcosa che chiaramente non incentiva il traffico, non incentiva il turismo. Dal canto suo il sindaco Brugnaro spiega le motivazioni che rendono necessaria la tassa. Chiediamo soltanto 2,5 €, si dice che c'è una tassa comunale, sì, ma non va al comune prende 20 centesimi di quella tassa, va a tanti altri enti ma non al comune, per cui in città non si può chiedere di mettere altre tasse IRPEF ai cittadini. Facendo questa operazione noi testimoniamo al governo, all'Europa, che abbiamo la possibilità di chiedere i soldi che ci servono, sono 150 milioni all'anno per i prossimi, noi abbiamo chiesto 10 anni. Il mio mandato, i conti li ho messi in sicurezza, ma il buco, cioè il debito che c'è in città è ancora grande, per quanto lo abbiamo ridotto. Sentenza alla mano che rimanda alla decisione al merito, non è però ancora detta l'ultima parola. C'è ancora tempo, perché bisognerà vedere. Noi siamo fiduciosi che i tribunali decidano in maniera corretta, quindi aspetteremo le sentenze.